Buonasera, ben ritrovati al Salotto al Caminetto, edizione 2017. Apriamo, a dire la verità, ho perso il numero delle edizioni, apriamo questa puntata con un ricordo prima di salutare gli ospiti, perché questo programma è partito ormai penso una quindicina di anni fa grazie a una persona che è scomparsa quest'inverno e volevo salutarla, Graziano Bassi, perché credo sia doveroso visto che il programma l'ha lanciato lui tanti anni fa e purtroppo ci ha lasciato quest'inverno. Un saluto a Graziano. Ora andiamo nel nostro stile del Salotto al Caminetto a presentare gli ospiti. Vuole essere come tutte le estati una chiacchierata fra virgolette fra amici, e un amico è tornato a trovarci ed è Stefano Tura, giornalista e scrittore. Ben arrivato Stefano. Grazie, buonasera. Quando passi dall'Italia sai che ti intercetto. Di fianco a lui c'è il regista cinematografico Matteo Vicino, che abbiamo conosciuto qualche anno fa e finalmente c'ha un nuovo film in uscita presto, vero Matteo? Molto presto, 2018, quindi tra pochi mesi. E poi l'imprenditore Stefano Pucci, imprenditore Buonasera. Ormai proiettato anche verso l'estero, perché è l'estero che tigra più dell'Italia. Sì, ultimamente abbastanza, anche se quest'anno qualche soddisfazione iniziamo a averla anche in Italia. Anche in Italia, per quello che riguarda l'alimentare. Sì, consumi alimentari. Consumi alimentari. Bene, allora iniziamo la nostra chiacchierata. Vorrei partire da Stefano, che arriva da Londra, e chiedo: sei cittadino europeo o cittadino britannico? Subito. Io resto sempre cittadino europeo, prima di tutto. Noi ci vediamo sempre a distanza di un anno e ti dicevo l'anno scorso, ad esempio, il fatto che questa decisione arrivata inaspettatamente di votare per l'uscita aveva un po' sconvolto quello che era, diciamo, la Gran Bretagna che conoscevamo noi, cioè una Gran Bretagna aperta, solidale, accogliente, eccetera. E ti dissi appunto come ero rimasto anche meravigliato del fatto che un popolo come quello dei britannici avesse fatto questa scelta. Ci interrogavamo sui motivi di questa scelta, motivi dettati dalla paura dell'immigrazione, motivi economici, eccetera, eccetera. A distanza di un anno, come vedi, tante cose sono cambiate e soprattutto il governo britannico, che quando un anno fa si rinnovò, perché Cameron si dovette dimettere dopo il referendum per la Brexit, il governo che sembrava molto forte, improntato sull'uscita diretta dall'Unione Europea con la cosiddetta hard Brexit, cioè l'uscita anche dal mercato unico, ecco, è imploso di fatto. Una scelta sventurata da parte della prima ministra britannica Theresa May di indire le elezioni anticipate, anticipandole di un anno proprio per avere maggiore forza negoziale con Bruxelles, si è rivelata essere non solo un boomerang ma un disastro totale per la politica dei conservatori. Ovviamente tutti sanno quello di cui sto parlando, perché sono cose che sono già accadute lo scorso giugno, quindi insomma non sono sulla notizia fresca, però lo ricordo, cioè il governo britannico non solo non si è rafforzato, il partito conservatore, ma ha perso la maggioranza in Parlamento, ha dovuto allearsi con gli unionisti nordirlandesi, che è un partito dell'estrema destra nordirlandese, super nazionalista, ultranazionalista, eccetera, eccetera, per poter avere 8 seggi, quegli 8 seggi che gli consentono di andare avanti, ma è un governo destinato a cadere, e in questo modo, con questa debolezza, la Gran Bretagna si presenta e sta negoziando l'uscita dall'Unione Europea. Quindi quello che volevo dire, quello che sembrava un anno fa un problema forse per i cittadini europei che si trovavano in Gran Bretagna, parliamo di più di 3 milioni di cittadini, e per gli altri che magari avevano intenzione di andare in Gran Bretagna perché avevano un po' questo timore che la Brexit potesse creare dei problemi, sia per ciò che riguardava il lavorare e risiedere in Gran Bretagna, sia anche proprio per impostare una vita diversa, adesso sono timori che sono un po' calati, perché io non credo che la Gran Bretagna in queste condizioni possa negoziare con Bruxelles un'uscita come l'avevano pensato un anno fa, cioè una hard Brexit. Sicuramente dovranno rivedere i loro piani. Il progetto della May sui cittadini europei è già stato bocciato, Bruxelles ha già detto così non va, e quindi io penso che da qui ai prossimi 2 anni, cioè quando termineranno i negoziati, qualche cosa, sempre ammesso che ci sia questo governo, qualche cosa, diciamo, di
più rassicurante per gli europei ci sarà. Matteo Vicino è un regista, come ho detto, poi parleremo anche del suo film in uscita a breve, ma è anche molto attento all'andamento politico, alle situazioni internazionali. Guardando la Gran Bretagna e il nostro paese, no? Chi sta meglio in questo momento? È una domanda retorica. Sì. La Gran Bretagna so cosa risponderai, la però. Gran Bretagna ha investito sui giovani, ha investito nello sport, basti pensare alle Olimpiadi in cui il medagliere fu il secondo, il terzo addirittura, hanno una nazione che è un quarto della nostra come ampiezza anche di popolazione. Politicamente non sono integerrimi perché poi l'occasione fa l'uomo ladro, ma sicuramente è un altro tipo di società, un altro tipo di cultura, e purtroppo l'Italia si sta tropicalizzando, sta diventando una nazione molto più vicina al Nord Africa rispetto all'Europa del Nord. Questa è una mia percezione Quindi netta. ci stiamo staccando non solo dalla Gran Bretagna, anche dalla Francia, dalla Germania, ci sono dalla due Italie. Spagna. C'è un'Italia che rimane aggrappata all'Europa, che è quella che arriva fino a Milano, quella che dà straordinari esempi di civiltà come il Trentino Alto Adige, una parte del Veneto, e noi l'Emilia Romagna è in mezzo perché ahimè siamo una terra di grandi talenti, di grande civiltà, di grande correttezza. L'Emilia Romagna potrebbe competere con l'Alto Reno economicamente parlando, purtroppo però viviamo una situazione sociale e politica tale per cui il potere è accentrato a Roma. E quindi questo ha delle conseguenze che non sono conseguenze positive, lo possiamo dire apertamente. Credo che non ci sia niente di politicamente scorretto a dire che ahimè il potere centralizzato su Roma ha creato problematiche alla lunga. Non è più l'Italia degli anni 60 e degli anni 70, è un'Italia in grave recessione politica, morale, e questo poi si riflette sul mio lavoro, dove che è la parte per i della giovani cultura. non c'è alcuna speranza. Io lo dico da anni. Chiaro che il lavoro paga sempre, ma nell'ambito artistico io non vedo. Può essere Stanley Kubrick, può essere il nuovo Steve Jobs, ma te ne devi assolutamente andare. Forse è una mia poetica di vita, forse la vedo in maniera troppo negativa, ma per me è una certezza. Se vuoi trovare successo devi lasciare l'Italia. Lovers poi parla ampiamente di questo. Io sono qua a parlare di cinema perché ho trovato un imprenditore illuminato che mi ha prodotto, che è Stefano Pucci, perché se non avessi trovato una persona con delle possibilità di grande spirito imprenditoriale, di stima, di possibilità economiche che mi hanno permesso di fare un film, io sarei già emigrato, cosa che farò appena il film è distribuito. Io non vedo l'ora di poter mettere il piede sulla scaletta dell'aereo per portare fuori il film dall'Italia, no? Ma assolutamente. Lovers è un esempio plasmante, nel senso che una volta che il film è stato chiuso l'abbiamo iscritto a una trentina di festival in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno risposto immediatamente, saremo sia in Florida che in Arizona al Fort Lauderdale International Film Festival e allo Scottsdale International Film Festival, che sono due festival prestigiosi. In Italia calci nel sedere. Locarno siamo stati rifiutati, anche Locarno io la definisco Italia. Venezia non tento nemmeno l'iscrizione. Ischia, che è un festival minore, grazie, arrivederci. Bologna, in cui il film è stato girato, non credo che lo proietteranno nemmeno, quindi questa è la situazione. Però all'estero l'Over sta andando alla grande, quindi direi che è un diagramma perfetto di quello che sta succedendo. Che brutto panorama che ci dà brutto, Matteo. Ma bello da un certo punto di vista. Chiedo a Stefano Pucci prima un ragionamento economico, poi entriamo nella cultura vera e propria, perché ha un po' anticipato che il produttore è un imprenditore in questo caso. Sì, è chiaro che diciamo in questa impresa, diciamo così, non è che c'è un fine economico, perché sappiamo benissimo che se si chiude in pareggio è un gran miracolo, quindi non è stata una cosa economica, è stato un contributo alla cultura. Cioè, io, conoscendo Matteo, vedendo le opere che aveva fatto prima, ho creduto fosse opportuno dargli un'altra opportunità per fare un'altra opera di questo tipo. Adesso lui non l'ha citato, ma ha fatto il primo film che ha fatto, Young Europe, mi colpì tantissimo, perché ritengo sia una cosa fatta molto bene e abbia avuto delle conseguenze sociali, in collaborazione con la polizia stradale,
per me è stato un capolavoro e probabilmente un film che ha aiutato a salvare tante vite, tanti ragazzi. Ha fatto anche Outing, Ha fatto anche Outing. Ha fatto Outing in senso figurato. Fidanzati per sbaglio con Esatto. Massimo Ghini, Nicolas Vaporidis. Per sbaglio l'hai Giulia fatto il Michelini, film. Massimo Ghini. Beh, Maurizio, vai a colpire il nervo, ho scoperto. Sai che io sono una miccia dopo 3 film in Italia. No, avevo un produttore che non era illuminato come Stefano, però voleva una commedia. Però poi ci sono stati problemi, sono arrivati gli avvocati, mi hanno chiesto di rimuovere una scena che avevo fatto in omaggio a Ilaria Alpi, che è stata una giornalista, come sappiamo. Insomma, avevo fatto qualcosa che era più di una commedia, della commedia alla Federico Moccia che mi avevano chiesto loro. Questo ha comportato che il cinema italiano, la commedia italiana si è ribellata, mi ha buttato fuori, però io volevo volevo quella scena, non importava se il contratto da 3 film che avevo sarebbe stato stracciato, perché quando uno non ha niente da perdere poi succede che quando se lo mettono dentro scoppiano i casini. Quindi questo è stato Outing, però è un film che io difendo, anzi l'ho rivisto ultimamente, è divertentissimo, ha una leggerezza che Lovers non ha, perché Lovers È un po' più peso. Lovers è un grande insomma, si può dire che uno ha fatto un grande film se è il regista, però se lo dico, nel senso, non aspettiamo la critica che ce lo dica, perché non accadrà, perché anche i critici cinematografici in parte sono la stessa parte di un sistema, e quindi ciao, buonanotte. Diciamo che Outing ha delle qualità, non era un film alla Fausto Brizzi, però poi il sistema mi ha punito anche per questo, ma vabbè, così, insomma, si vive una sola volta, come si dice, no? Tu ci hai creduto comunque in questo progetto, anche perché poi l'azienda va bene, se no... Sì, chiaro che fortunatamente la base è quella, altrimenti non hai le risorse per poterlo fare. Quindi l'azienda negli ultimi anni si è sviluppata parecchio, adesso come sai noi abbiamo acquisito vari marchi che si è riusciti a sviluppare molto bene sia in Italia che all'estero, ed erano marchi già famosi, il marchio Berni, il marchio Condiriso, erano marchi già conosciuti, che però avevano bisogno di essere un pochino trattati meglio, ecco, perché avevano avuto un po' di vicissitudini. Quindi siamo riusciti a fare questo e oggi i risultati stanno pagando. Come dicevo, quest'anno, oltre allo sviluppo estero, che questo è più una programmazione che uno fa, c'è stata una struttura interna che ci siamo dati, e più o meno tutti gli anni abbiamo il nostro margine di crescita. Quest'anno, un po' le condizioni climatiche, un po' il lavoro che è stato fatto, abbiamo anche dei grossi risultati in Italia, e stiamo parlando di aumenti di vendite attorno al 15-20%, un risultato straordinario, che in Italia è veramente tanto, calcolando che poi i clienti sono sempre quelli. Quindi Ma Matteo già serve il secondo film, secondo me, quindi dopo ti chiederà adesso vedremo. Stefano, vediamo se non mi arrestano prima, visto che Stefano, la libertà di espressione. Ci ha dato un panorama abbastanza duro. Quanto condividi il fatto che l'Italia non valorizzi i giovani, non valorizzi la cultura, e abbia in alcuni settori, in questo caso lui cita il cinema, ma possiamo trasformarlo nella televisione o anche nell'editoria in generale, abbia dei limiti dati a volte dal mercato? Allora, lasciamo stare la televisione per il momento, perché la televisione che faccio io è una televisione di informazione, quindi non è... però invece posso parlare come autore. E come autore condivido non al 100, al 200% il panorama descritto, nel senso che la cultura che passa attraverso appunto opere come le opere cinematografiche, le opere letterarie, in Italia non sono sottovalutate, sono meno che sottovalutate, sono meno che zero, non interessano assolutamente nulla, e anche la logica con cui i grandi editori hanno praticamente monopolizzato il mercato, per cui o pubblichi con loro, ma devi pubblicare ovviamente le cose che vogliono loro di fatto, cioè i filoni che vanno bene a loro. Prima citavi Moccia, e questo è un esempio anche non solamente cinematografico ma anche letterario, delle cose che quindi e poi manca tutta che in Italia si legga poco, si sa. Ma manca l'educazione alla lettura, naturalmente, mancano le strutture che consentano alla letteratura di espandersi. Io voglio dire, io non riesco a capire perché quando vado in metropolitana a Londra, vado a lavorare in qualunque momento, tutte le persone che fanno anche lunghi tragitti in metropolitana hanno i libri in mano e leggono.
in silenzio, eccetera. Se non hanno il libro di carta hanno comunque l'ebook, e comunque passano un periodo di tempo che devono trascorrere per forza, perché si devono spostare da una zona all'altra, anche diversi minuti, anche 40 minuti, leggendo. In Italia si fanno i giochini del cavolo con Candy Crush, con i telefonini, con queste cose qui, eccetera, eccetera, oppure si ascolta la musica, oppure si fa qualunque altra cosa tranne che leggere. Anche in spiaggia si legge pochissimo. Allora, evidentemente questo manca, però manca un'educazione alla lettura a partire anche dalle scuole, da tutto. Perché? Perché non interessa, perché abbiamo anche un settore politico, un ministero della cultura, dei beni culturali, che mette prima certe cose e poi arriva, per ultimo arriva cinema, letteratura, iniziative, eccetera, eccetera. Io qui ad esempio in Emilia Romagna, in Romagna in particolare, sono molto bravi perché ci sono tanti singoli che organizzano a loro spese dei festival letterari, e sicuramente vanno in perdita perché sicuramente non ci guadagnano, ma cercano in qualche modo di dare qualcosa in più ai comuni anche della Romagna. Qui dietro le quinte lo possiamo citare. Possiamo anche citare Simone Sacchetti a Cesenatico, ma ce ne sono anche a Cervia, Terenzio Medri a Cervia, e la grossa difficoltà che hanno è trovare i fondi dai comuni per i quali organizzano queste cose, che gli dicono sì fallo pure, ma da noi non prendi neanche un soldo. Allora perché cosa lo fai? Allora perché non interessa, e poi magari le iniziative che vengono fatte si spendono anche parecchi soldi, decine se non centinaia di migliaia di euro, per cose che di interesse culturale hanno zero, e quindi poi non c'è da meravigliarsi se per la mia grande, ho scritto, come sai, 6-7 libri e continuo a scriverli. Il mio unico cruccio è non poter ancora scrivere direttamente in inglese, perché sennò lo farei, perché avrei sicuramente un mercato molto più ampio di quello che ho qui, e tradurlo in inglese, essendo un mercato chiuso, è difficilissimo, perché chiaramente c'è il mercato della letteratura inglese e di quella americana che invade completamente il mercato, e quindi è difficilissimo trovare dello spazio come traduzione. Ma se io potessi scrivere direttamente in inglese, chiaramente non mi preoccuperei più di scrivere libri in italiano e di dover sottostare a delle regole assurde che hanno o la grande editoria o la piccola editoria, che praticamente è soffocata dagli altri. Per non parlare delle librerie, che o fai parte delle catene o le librerie indipendenti stanno praticamente morendo. E quindi la situazione è desolante, devo dire, da un punto di vista culturale in Italia, però non è una cosa che purtroppo scopriamo adesso. Io, vivendo da 12 anni in Inghilterra e a Londra, ho scoperto che la cultura in altri paesi del mondo che non siano l'Italia ha un posto importante. Da noi, che siamo un paese che ha un grandissimo passato culturale e tuttora abbiamo dei grandissimi talenti, l'Italia se ne frega della cultura, ma andiamo pure avanti così. Fra l'altro Stefano ci ha spoilerato il film praticamente. No, a Stefano piacerebbe il nostro film, perché Lovers parla, io credo davvero che vi piacerebbe, perché penso che sia il mio film migliore. Parla proprio di questo. Non il film. Ne ha fatti tanti, lui almeno ha fatto 6-7 libri. No, vabbè, però ne ho fatti 3 comunque. tre film non sono pochi, sai perché? Non siamo perché qui per fare una gara. Tre film sono. Era per prendere un po'. Noi 2 anni fa eravamo qua a parlare di un film che avremmo fatto. In realtà bleffavamo da consumati attori, perché non sapevamo se saremmo riusciti a fare un film. Martin Scorsese dice: un film non ti rendi conto del disastro immane che è finché non ci sei dentro e lo stai facendo. È una cosa veramente complessa. Abbiamo girato in 5 settimane e Lovers sicuramente ha delle qualità, ma comincia in una libreria e finisce dentro una libreria, e parla di ignoranza, parla di qualcuno che decide a un certo punto di non essere ignorante e di essere libero leggendo dei libri, e lo si fa attraverso la metafora dell'amore. Quindi un film che va a toccare esattamente il nervo. Ecco perché abbiamo, come dire, questa pulsione leggermente incavolata, perché nel film c'è uno scrittore, tra l'altro qualcuno che
riceve un libro scritto da un ghostwriter, e questo ghostwriter scrive un libro a un famoso DJ per rovinarlo, cioè gli scrive la peggior porcheria che può proprio per distruggerlo. Non si rende conto che il pubblico italiano ormai è talmente rozzo che il libro lo premia solo perché è un DJ famoso, e quindi il libro diventa best seller in tutta Italia. Questo scatena una serie di reazioni a catena che poi scatenano una spirale che è quella dell'originalità del film, 4 attori che fanno 4 storie diverse, ma alla fine si parla di libri, e cioè si parla della forza che rivelatrice che è della verità. L'ignoranza forse rende felici, però non rende liberi. Io prima scherzavo naturalmente con Matteo che con Young Europe, lo vogliamo ricordare, ha vinto il premio per la miglior regia al MIF 2012 Milano International Film Festival, la nomination per il miglior montaggio, la nomination per la miglior attrice, e poi Giancarlo Giannini ha premiato Matteo Vicino con il premio all'eccellenza al premio Noto. La città di Noto premia l'eccellenza 2012, giusto per dire che scherzavo prima naturalmente sul fatto che sei solo al terzo film. Ecco, non Stefano volevo... ha visto giusto imprenditorialmente, però non ha fatto i conti col sistema Italia, che quando ti chiudono le porte Rai Cinema e Medusa, sei fuori, perché poi controllano anche le librerie, controllano l'editoria, controllano la musica, allora, controllano come tutto, facciamo? senza nulla togliere a... Come facciamo a fare la trilogia dei libri di Stefano Tura? Noi possiamo anche farla, se Stefano apre il portafoglio non c'è problema. Il problema poi è vendere i prodotti, perché quando il prodotto è di qualità, la qualità è inversamente proporzionale al successo in questo paese, tranne rarissime case che non fanno altro che mandare avanti il sistema. Però il principio del male è andato benissimo come libro. Il principio del male è andato bene nonostante. Io sto aspettando il seguito. Bene. E finisco la trilogia appunto col libro che esce a febbraio. Per scherzare bisognerebbe farne una serie, produrla all'estero e mandarla sui circuiti esteri, perché la TV di Stato inglese, la BBC, ma anche ITV, cioè TV in chiaro, fanno delle serie televisive che sono stupende e le producono. Questa è una cosa, quindi, e poi chiaramente hanno anche una piattaforma su cui comprano. Noi abbiamo un posto al sole, però, che comunque al mercato. La cosa divertente di questo è quando l'Italia prova ad andare nei mercati a vendere i propri prodotti, quindi va con i film, senza nulla togliere a Zalone perché è un genio comico, quindi negli spettacoli è il più grande genio che abbiamo, però ti presenti con i film di Zalone nei mercati internazionali, loro dicono cosa ci facciamo con questo, ti presenti con una parte di editoria italiana, perché l'editoria rispetto al cinema è ancora quasi salva, persone come Stefano riescono ad avere un mercato perché il pubblico non è così imbecille, però poi la libreria italiana ti vedi delle distese di, che ne so, Ollie e Benji e Fede, quell'altro, Ti lascio ma non troppo. Infatti Lovers ha il libro porcata, si chiama L'uomo che amava l'amore, ma ci siamo resi conto che non abbiamo toccato il fondo, sono geloso di te, ti abbraccio ma ti lascio, ti amo ma ti sposo, cioè ci sono dei libri in libreria. Però Matteo, ci sono anche delle produzioni italiane di fiction che vanno bene, no? I Medici. Oppure, non esiste niente di pulito in questo paese, è tutto sporco. Ma no, c'è qualcosa che può fare Sky, che può avere un certo tipo di qualità. Gomorra ce l'ha, però Sky è di Rupert Murdoch, che è un inglese, capisci? Non so cosa è successo, però è successo, e adesso che è successo non riusciamo più a alzarci, quindi bisognerà far passare 3 o 4 generazioni, ma si riparte sempre da lì, si riparte dalla cultura. Senza la cultura questo paese è finito, è morto. La Gran Bretagna è più attenta alla cultura? No, come lo dicevo prima, sì, sicuramente la Gran Bretagna è più attenta alla cultura, lo considera un bene. Allora, sappiamo che in Gran Bretagna, come anche in Italia, ma in Gran Bretagna ci sono dei grandissimi artisti, grandissimi scrittori, dei premi Nobel, ci sono grandissimi registi, attori, sceneggiatori, quindi non hanno bisogno ovviamente di prendere niente da nessuna parte, perché loro sono anche le giovani generazioni, ma questo perché ci sono delle strutture che li fanno crescere, ci sono delle scuole, si studia cinema, recitazione, letteratura, non si inventa, non è che c'è non ci sono le barzellette di Beckham come le barzellette di Totti, per intenderci, in libreria, quindi queste sono, senza offesa per Totti, per carità, anzi rappresenta forse uno dei pochi esempi del calcio italiano positivi e puliti, quindi
ma per capirci, insomma, quindi se vai nelle librerie a Londra trovi dei libri bellissimi, delle cose magari averne. C'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo, dove poi Stefano Pucci come produttore ci dirà come ha visto lui il film Lovers, perché non ce lo possiamo far raccontare dal regista, ma dal produttore. Okay. A tra poco. Ed eccoci alla seconda parte del Salotto al Caminetto, questa sera con 3 ospiti straordinari. Parliamo di cultura, parliamo di economia, parliamo di Europa e non solo, perché con Stefano Tura parliamo anche di Gran Bretagna, che non si sa bene dov'è. Scherzo naturalmente. Stefano Pucci ci deve raccontare come produttore, non come imprenditore, che lo ha visto, sì, finito, già in una prima privatissima, il film Lovers di Matteo Vicino. Sì, beh, innanzitutto è stata una bellissima esperienza seguire la produzione del film, perché in effetti per me, perché io ero rilassato nella mia poltrona con la mia cuffia ed era molto bello, nel senso che è chiaro che è una cosa molto particolare, con un'alta professionalità, perché bisogna capire che poi in 4-5 settimane tutto deve funzionare e il film deve essere portato a casa, quindi c'è un'organizzazione molto, molto importante che sinceramente non conoscevo. È stato girato a Bologna. È stato girato tutto quanto a Bologna, quindi dando anche un risalto alla città, perché ritengo ci sono anche delle immagini che valorizzano molto la città di Bologna, che è stupenda, e Matteo che c'è nato, conosce ogni angolo e quindi ha giustamente voluto poi premiare la propria città e fare delle immagini veramente, veramente belle. E, al di là di questo, come dicevo, appunto, è un'esperienza per me che vengo da un altro settore che comunque mi ha arricchito personalmente. Per quanto riguarda il film è stato fatto, abbiamo fatto già una prima proiezione di prova con alcuni dipendenti, una proiezione privata per vedere la reazione di chi non l'aveva mai visto, perché io bene o male l'ho seguito dall'inizio, dalla prima sceneggiatura, che era un film completamente diverso, poi si è trasformato, quindi vedendo comunque le reazioni di chi non l'aveva mai visto, diciamo, mi sono fatto un'idea che il film possa piacere, perché è quello che cercavamo, cioè è un mix fra un prodotto impegnato, un prodotto importante con dei messaggi e comunque un'ora e mezzo piacevole si ride anche un po'. Si ride anche, c'erano anche delle scene molto divertenti, anche adesso mi viene in mente quella del cimitero che è favolosa. C'è un'omelia funebre, ma il prete purtroppo, non conoscendo, comincia a dire il peggio su questa persona, che era uno stupratore. Invece una persona, Ivano Marescotti, l'attore, un povero uomo, bravissimo uomo. E quindi si va a dei momenti di follia del film che fanno anche ridere, e comunque rimane il messaggio di fondo, che era quello che cercavo, cioè in un'opera, cioè è chiaro che si cerca di investire su un prodotto che poi possa lasciare qualcosa nel tempo. Questa è stata la scelta. Allora, come dicevo, ho visto in Matteo un artista capace di fare questo e ho deciso di dargli supporto. Perché l'ha anche scritto Matteo. Ha fatto tutto, ecco, l'ha scritto, l'ha montato, l'ha diretto. Ha scelto gli attori, ma non perché sono megalomani, che quelli bravi non posso permetterveli. E soprattutto l'Italia, questo è un altro piccolo problema. Poi parliamo anche bene, però il problema è che quando poi non formi, dopo i talenti veri non trovano il tessuto per... Gli attori ci sono almeno? C'erano, quali sono gli attori del film? Beh, gli attori, ci sono 4 attori molto bravi, adesso 5 attori, scusate. Quello più conosciuto da noi è Ivano Marescotti, che chiaramente essendo romagnolo qui da noi è famosissimo. Poi un altro attore principale è Primo Reggiani, che ha fatto molti film, praticamente recita da quando era bambino. Poi l'altro attore uomo è Luca Nucera, che è un attore che viene dal teatro, anche lui una maschera molto particolare, e ho visto che piace molto, ha dei ruoli un po' particolari ed è molto, molto, molto particolare, molto bravo. Per le donne c'è Antonietta Bello, che ha fatto già parecchi lavori in Italia, e Margherita Mannino, che anche lei invece è all'esordio, anche lei viene dal teatro ed è veramente stata molto brava, viene molto fuori nel film. Diciamo che lei abbiamo visto un po' una Giulia Michelini nuova, diciamo, no, come personaggio molto simile, secondo me ci assomiglia. Sei soddisfatto molto. Matteo? Volevi questo prodotto qui? Sì, sono molto soddisfatto, perché io poi, insomma, non so se si è notato, tendo sempre a guardare il bicchiere mezzo vuoto, però
la Regione Emilia-Romagna ci ha dato il supporto anche economico, e questo è un valore, altrimenti il film si faceva fatica a fare, eravamo pronti ma mancava quella spinta. Il film è riuscito artisticamente, gli attori sono bravi, credo che sia un film che ha una qualità più alta rispetto al budget che aveva, perché il budget era più o meno di 700.000 euro, però alla fine è un film che ha un valore da 2 milioni, è bello artisticamente, c'è una Bologna bellissima, la nostra regione è valorizzata, quindi tutte le corde si sono mosse, perché alla fine bisogna anche parlare delle cose non soltanto negative, abbiamo dei talenti enormi, questi attori sono stati pescati per merito, non perché erano particolarmente graditi a questo o quel produttore. Stefano non ha ricevuto alcun vantaggio nell'uscire magari una sera a cena, ma anche un aperitivo con l'attrice, ma tra l'altro ma neanche un salatino proprio. Qui c'è una battuta, però sotto qui sembra che tutti i produttori funziona così purtroppo, però vabbè, adesso parliamo delle cose positive. E l'unico particolare, l'unico cruccio che stiamo cercando di capire, stiamo cercando di evincere, come mai la Cineteca di Bologna, la cui espressione il direttore, il dottor Farinelli, si sia espressa nel non voler portare il film a Bologna, perché qualsiasi, in questo caso anche regione d'Italia, perché se un film viene fatto nella Puglia Film Commission, che è una regione virtuosa per il cinema, o nella Piemonte Film Commission, o il Trentino nella Bolzano Film Commission, è chiaro che poi si aiuterà a vedere il film. La regione ci sta supportando, questa cosa in maniera assolutamente incredibile non sta accadendo a Bologna, quindi stiamo cercando di capire perché. Non è soltanto l'Overs, ogni cosa che viene fatta di nuovo a Bologna, se è un film del 1433 che poi è come dire restaurato dalla Cineteca, allora c'è non so perché, ma va, anche se è di un regista azerbaigiano, anzi soprattutto se è di un regista azerbaigiano. Ma se il film è fatto a Bologna, e Pupi Avati c'è passato questa cosa, lo sa molto bene, è fatto da un regista bolognese con un produttore romagnolo, così il film a Bologna non è proiettato. Allora noi andremo a capire perché il film verrà fatta la premiere mondiale in Arizona e non a Bologna. Non è finita qua, perché io non mi arrendo, però dovremmo capire perché Bologna ha questo infatti, buco nero. Il bello è questo, perché se fosse un problema di qualità del film non avrebbe dei riscontri. Allora, noi sappiamo che la qualità c'è, però non possiamo dirlo noi. Però quando vedi che al primo colpo negli Stati Uniti ti scrivono ai festival, proprio 2 su 2 abbiamo fatto, lì qualcosa di cinema capiranno, penso, no? In questo momento penso che sia la nazione che esprime il cinema migliore, e il film lì è subito andato. Poi non ho detto che li vinciamo i festival, però già il fatto di essere ammessi e partecipare al concorso da sconosciuti completamente, no? Mandi il film, mandi una letterina: buongiorno, abbiamo fatto questo film, ce l'accettate? Dicono sì, ci piace, vieni, gratuitamente chiaramente. Non è che paghi. Sono volati 2 o 3 vasetti di condiriso, però vabbè, ma non lo mangiano, magari non lo... cioè, così gratis, stati spediti sai, su Amazon, non sanno neanche cos'è il condiriso gli americani, quindi glielo spiegheremo noi alla fine del film. Esatto. E quindi vuol dire che comunque una base c'è, questo che ci fa ben sperare. Questo magari faremo il Nemo Profeti in Patria, in cui cominceremo dall'estero, poi arriveremo in Italia. Bene, intanto ci siamo incuriositi di questo film e aspettiamo di vederlo in Italia. Vorrei tornare un attimo da Stefano Tura, perché prima l'hai detto, però magari non è arrivato a tutti. Dopo Tu sei il prossimo, Il principio del male, esce il terzo libro della trilogia a febbraio, ho capito bene? Sì, lo sto scrivendo, cioè nel senso non l'hai ancora scritto? No, devo ultimarlo, la consegna. Il clown? Il clown o pagliaccio? Il pagliaccio finirà, cioè nel senso che si scoprirà la trilogia del pagliaccio, Filippo il pagliaccio, questo soggetto minaccioso, terribile che si aggira tra l'Inghilterra e l'Italia, eccetera. E dunque io devo consegnare il romanzo entro ottobre, e poi uscirà a febbraio del 2018, quindi diciamo l'anno prossimo, l'estate del 2018 sarà lo presenteremo, e sarà, la cosa importante è che diciamo appunto si chiudono tutte le cose che non avevo lasciato in sospeso, perché i miei romanzi iniziano e finiscono, quindi si possono leggere, però i personaggi sono seriali e chiaramente è un po' come una serie televisiva, e diciamo questa è la conclusione comunque della storia che riguarda il pagliaccio. Poi dopo nei prossimi non ci sarà più il pagliaccio, ci sarà un altro villain, come dicono gli inglesi, cioè un altro
soggetto negativo su cui i miei investigatori dovranno Quindi gli investigatori potrebbero rimanere No, entrambi? gli investigatori rimarranno perché diciamo, sono quasi, come dire, obbligato da farlo, perché gli editori vogliono mantenere questa cosa, e questa ormai è una prerogativa non solamente delle serie televisive o del cinema, ma anche Sai già il titolo? Il titolo lo so già, ma non lo posso dire. Non possiamo saperlo noi non oggi. si può. Basta che non sia Lovers, siamo a cavallo. No, sicuramente no. Non credo. Lovers Killer, forse. Però intanto hai presentato un Notti Oscure dove hai scritto una storia, 17 storie da brivido in questo... Sì. No, questa è stata un'iniziativa, io raramente aderisco a cose di beneficenza se non so esattamente dove vanno a finire i soldi, e quindi non per snobismo e nemmeno perché, ma solo perché purtroppo le cose anche qui, e poi basta parlare male dell'Italia, perché prima o poi io ci dovrò tornare in Italia, quindi insomma, però insomma in Italia purtroppo abbiamo già visto esperienze che iniziative di beneficenza hanno poi portato a soldi che sono andati da tutt'altra parte, e le cose che dovevano essere ricostruite non sono mai state ricostruite. Mentre mi è stato chiesto, era poco prima di Natale dello scorso anno, mi è stato chiesto se ero disponibile a scrivere un racconto noir per un'antologia i cui ricavati sarebbero andati per un ente che si occupa della ricostruzione di Norcia dopo il terremoto, e raccoglieva vari autori di noir in questa antologia, che è uscita poi all'inizio dell'anno. E devo dire che non solo, la cosa per la quale ho aderito è, primo, perché l'editore era piccolo e indipendente, secondo perché anche l'ente a cui sono stati devoluti i fondi è un ente, mi sono informato ovviamente attraverso canali che fortunatamente posso controllare, e ho capito che era innanzitutto svincolata da cose governative, secondo che i soldi gli arrivavano direttamente, che i progetti che avevano di ricostruzione erano pochi ma mirati, la biblioteca, le scuole, quindi cose innanzitutto legate alla cultura, e non andavano a ricostruire una sala giochi, e poi comunque era un progetto che aveva bisogno di fondi, ma per dei progetti mirati già decisi, per cui ho aderito a questa iniziativa. È uscito questa antologia per l'editore La Corte, che è un editore di Torino. Insieme a me ci sono altri 16 scrittori, abbiamo scritto tutti un racconto giallo o noir o thriller, cioè ci ha lasciato abbastanza liberi su questo, e che non doveva avere necessariamente nessuna connessione con il terremoto, quindi era solo, poi noi l'abbiamo fatto gratuitamente, l'editore, tolte le spese ovviamente di poterlo far uscire, ha devoluto tutto quanto a questa associazione. No Il profit, mio racconto, se ti interessa, se sì, no non è sì, che sì. voglio... Il mio racconto, io di solito, come sai, scrivo in terza persona, ho i miei investigatori italiano, quello inglese. Scrivere un romanzo di quasi 400 pagine è una cosa ben diversa da scrivere un racconto di 20 pagine. 20 pagine, ecco, questo ti avrei chiesto quanto è lungo, quindi io abbastanza breve. mi sono cimentato una volta solo nella scrittura di un racconto, e devo dire che non è nelle mie corde. Le mie corde sono quelle giornalistiche, quindi scrivo gli articoli, i servizi, eccetera, eccetera, oppure da scrittore che scrive dei mattoni, gialli ma mattoni, e scrivere una cosa così condensata, che mantenesse lo stesso ritmo comunque, e che fosse una cosa che inizia e finisce, e che riesce comunque a tenere il lettore avvinto a queste pagine, non è una cosa facile. Allora ho sperimentato per la prima volta la scrittura in prima persona al femminile, quindi la protagonista il mio racconto si chiama Social Killer, ed è la storia di una ragazza, una giovane donna che vive in Inghilterra e non esce mai di casa. È un fenomeno che è molto frequente soprattutto nell'est asiatico, in particolare in Giappone. Hanno anche un nome questi giovani, questi adolescenti, che vivono praticamente una vita virtuale, nel senso che sono attaccati al computer e fanno tutto attraverso personaggi che loro si creano. Loro diventano i personaggi che interagiscono nel computer, ma non hanno una vita reale. La loro vita reale è solo quella di stare davanti al computer. In realtà loro vivono attraverso quello che fanno
con il computer, si chiamano hikikomori, e io ho creato questa ragazza, che è una ragazza che praticamente non esce mai di casa, vive attaccata al computer, ma è diventata una scrittrice famosa perché ha scritto un romanzo che non è andato nei circuiti classici, ma è andato solamente in rete, ma ha avuto un successo planetario di followers, per cui è diventata famosissima, ma non è mai stata vista, nessuno l'ha mai vista in faccia, nessuno sa mai chi è, e scrivo attraverso di lei, cioè io scrivo in prima persona quello che sta vivendo lei, le sue sensazioni, e siccome però deve essere un giallo, inizia in questo modo, cioè la ragazza è come sempre al computer, ha perso ormai la cognizione del giorno e della notte, vive dentro la sua stanza con le finestre chiuse, quindi non sa se fuori è giorno o notte, non le interessa, e riceve in un messenger, cioè in uno di questi account di messaggi, di chat, mentre sta navigando riceve un messaggio che indica che c'è una foto, clicca sulla foto e vede che la foto è lei stessa che sta scrivendo esattamente in quel momento, e la foto è stata scattata, fai conto, 10 secondi prima. Questo può significare solo una cosa, che c'è qualcuno in quella stanza in quel momento, e lei non esce mai di casa e non vive con nessuno, non apre mai a nessuno, ma qualcuno in quel momento è in casa, le ha fatto una foto e gliel'ha mandata nel suo sito, nel suo account, quindi, e da lì inizia questa storia e questo, come dire, questo pericoloso momento di interazione con questo sconosciuto che è penetrato in casa e sta usando le sue armi proprio per intimidirlo. Ci ha lasciato la curiosità, Stefano Tura, di leggere appunto Notti Oscure, la parte, uno dei 17 uno può leggere anche articoli. Gli altri, ovviamente, capitoli, per sì. carità, è una bella antologia, ci sono dei bei racconti, non tutti sono bellissimi, non tutti sono bruttissimi, variano a seconda dei gusti anche personali dei lettori. Io parlo del mio, ovviamente, perché è giusto che Stefano, hai detto prima o poi dovrò tornare in Italia. Tu sei partito da Bologna, hai girato già riguardando la tua storia, ma ne abbiamo parlato in altre occasioni: Kosovo, Afghanistan, Iraq, Sudan, Turchia, Unione Sovietica, Darfur. Hai fatto tutte le rivolte, tutte le guerre, e poi da oltre 10 anni sei a Londra. Stai già pensando di tornare o no? No, nel senso che perché ci sono altri paesi che puoi visitare. No, allora magari un po' più tranquilli, perché anche Londra non è tanto tranquilla. No, infatti, dopo se vuoi parliamo anche di questo, però io ho fatto l'inviato di guerra per anni prima di diventare corrispondente da Londra, e poi vedo che ultimamente vogliono rimettermi alla prova come inviato di guerra in una città di pace, perché quello che sta succedendo lo conosco bene, ma quando facevo appunto l'inviato in zona di guerra non ho nessuna intenzione di tornare, ovviamente non è nei miei programmi quello di tornare in Italia, però prima o poi smetterò di lavorare, cioè nel senso che quando capiterà, io non credo la mia pensione nel senso la fine del lavoro, perché non so se ci sarà la pensione quando io finisco, sarà all'estero, non credo, perché comunque mi manca l'Italia, cioè mi manca i periodi in cui vengo in Italia, che sono appunto questi, che stanno diventando sempre più brevi, perché chiaramente le esigenze mi portano a essere sempre più fuori e meno in Italia, mi fanno capire come si sta bene in Italia. Chiaramente io ci vengo in vacanza, quindi ho una visione forse un po' privilegiata. Venire in Italia in vacanza è bellissimo, viverci magari è un po' più difficile, però io sono italiano e chiaramente mi piacerebbe poter, come dire, io la parte italiana che vivo la vivo soprattutto, i problemi italiani li vivo attraverso la questione dei libri, perché lavorando in Inghilterra da più di 10 anni mi sono forse dimenticato delle difficoltà, però in Italia c'è tutto quello che mi appartiene. Solo in una battuta, perché sennò ci dilungheremmo troppo, ti senti sicuro adesso a Londra dopo gli ennesimi casi? Ma allora, qui io vorrei fare un discorso che però non è forse in questo momento né la sede né sono successe delle cose gravi,
perché gli attentati sono cose gravi, gli incendi devastanti come quello del grattacielo sono cose gravi, eccetera, eccetera. Ma sono fatti che capitano in tante parti del mondo, anche in Europa, anche in altre città. Gli incidenti come quello del grattacielo fanno sensazione chiaramente perché capitano a Londra, ma purtroppo capitano da varie parti del mondo. Io credo che bisognerebbe un attimo rivedere anche il modo in cui vengono raccontate queste cose, perché e sto parlando facendo una critica a me stesso e alla televisione per la quale lavoro. Si va un po' troppo dietro alla spettacolarizzazione della paura, del dolore e dell'angoscia e si crea un circuito malefico nel quale dal momento che comunque fa spettacolo vedere la paura, la gente che scappa, che urla, il fuoco, i terroristi che girano con i coltelli, questo sicuramente aumenta l'ascolto per i telegiornali, è indubbio. Però ci si sta marciando troppo su questo, perché fare ore e ore e ore e ore di dirette su queste cose, come sta succedendo la RAI, come altre televisioni, provoca non solamente si fa un favore a chi compie questi atti, perché chiaramente ha una copertura mediatica che non potrebbe mai avere in altri modi, e chiaramente puntano quindi a farla in modo sempre più spettacolare e sempre più quindi dolorosa. Secondo, si crea un'ansia, una paura nella gente quando, se tu adesso vieni a Londra, la gente vive normalmente. Chiaramente ha presente che andando nella metropolitana un domani possa succedere qualcosa, ma la vita continua assolutamente come prima. Non c'è paura, non c'è nessun tipo di allarme, non ci sono le trincee, non ci sono i carri armati, non ci sono le cose. E la vita è come sempre e non si è mossa, non si è interrotta. Non c'è stato niente nonostante ci siano stati dei fatti gravi che hanno portato comunque alla morte di persone, che è sempre una cosa grave, ma di quanti? 6, 7, 8, quindi bisogna anche ridimensionare i fatti. Ci sono più morti negli incidenti stradali sulle strade dell'Emilia Romagna tutti i giorni, quindi se noi in nome dell'audience spargiamo paura e terrore e ansia da parte della gente, chi è che ne trae vantaggio? Non riesco a capire bene questa cosa, anche perché io ho parlato con della gente qui in Romagna che dice io volevo venire a Londra ma non ci vengo più perché ho paura degli attentati. E tu sbagli, perché non c'è nessuna paura di attentati, perché l'attentato può succedere in qualunque momento, ma è più facile morire se vai sotto una macchina che per un attentato. Tra l'altro sembra caso questa cosa, come era caso prima, no? Non era stata preparata, ma ha citato indirettamente Young Europe, no? Che 14 morti al giorno sulle strade italiane fino al 2012-2011, sono calati, sono diventati, eravamo scesi quasi a 8, adesso sono risaliti per l'uso del cellulare che è incompatibile con la guida, prima o poi ci arriveremo. Ma questo è un discorso molto lungo. Però nel film hai parlato di queste cose. Sì, io posso definirmi un esperto di sicurezza stradale ed è la ragione per cui io e Stefano poi abbiamo interagito e abbiamo fatto un bambino grazie all'amore reciproco che abbiamo per questo mio primo film che è Young Europe. Lovers nasce per quello. E l'attenzione non deve mai calare, perché come diceva Stefano, la più grave tragedia che capita a tutti i paesi europei tutti i giorni sono le morti sulla strada. 9 morti al giorno soltanto in Italia sono una vera e propria guerra, quindi bisogna intanto guardare su YouTube Young Europe perché è gratis, capire le parole di Stefano e rendersi conto che i pericoli sono altri rispetto a quelli che alcuni mezzi di informazione danno. Tornando a Lovers, parliamo di cose positive, cioè l'assessore Mezzetti, la regione Emilia Romagna. Questa è una grande regione, ci hanno supportato, abbiamo trovato un'imprenditoria pulita, sana, che ha messo dei soldi. La legge del tax credit è una legge che poi l'Italia corrompe, perché poi i soldi ritornano in qualche modo strano. Stefano ha soltanto per il momento perso, forse non lo dice lui perché è elegante, ma lo dico io, qua si parla di cifre che fanno tremare le gambe, altro che una macchina ad alta cilindrata. Qua parliamo
Comunque i benefit adesso li hanno spostati anche nelle televisioni locali, una novità di un ultimo decreto. Centinaia di Ma tanto- migliaia ma di tanto Chi euro. investe sulla TV locale ha Stefano un investito in ritorno. queste Devo ancora persone vedere io, però. è la regione che ha dato un fondo. Queste persone, la regione ha investito positivamente con un fondo creato apposta, lo ricordiamo, per l'audiovisivo, e Stefano Pucci ha investito in Matteo Vicino soldi. Allora, una volta che i film sono fatti devono essere venduti, e quindi adesso sarà compito nostro, purtroppo da soli, perché è mancata alla legge sul cinema, manca un piccolo particolare che è determinante, cioè una volta che hai fatto il film, poi dopo lo Stato deve metterti in condizione di ritornare dalla regione dell'investimento e di far ritornare a Stefano dell'investimento, e questo così il percorso si chiude. E invece purtroppo vengono promulgati prodotti di basso livello che non solo ti condannano dal punto di vista economico, perché i film italiani prodotti da Rai Cinema sono un bagno di sangue, il 90% finisce male a spese dei cittadini, ahimè. Ma non per cattiveria, probabilmente sbagliano a scegliere i film, questo è quanto. Però parliamo delle cose positive, che sono tante. Sono tante. Noi però siamo ormai in chiusura di questa prima puntata. Io vi rimando perché ne faremo altre 3 del Salotto al Caminetto. Io volevo ringraziare Stefano Pucci. Grazie a voi. Ci credi a questo progetto, lo hai detto. Certo, no, ci credo, sì. Ma perché, come dicevo, non ci credo tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista culturale. Bene o male il film c'è, rimane, e speriamo che esca, e speriamo contiamo di molto parlarne che bene l'anno prossimo. Matteo Vicino ha parlato fino adesso, è contentissimo. Io sto da Dio, sto come un principe. Io sono sotto medicinali, aspetto il noir, però. Ho un collegio di medici che mi sta seguendo. Ti consiglio, o tu sei il prossimo o il principio del male, per fare un noir. Guarda, adesso che ci siamo conosciuti stasera con Stefano, tra l'altro erano tanti anni che volevo conoscerlo, quindi, perché è uno della triade dei giornalisti migliori, e lui poi come scrittore, che noi abbiamo avuto come consulente, lo salutiamo, Lorenzo Sani, che Stefano conosce molto bene. Lorenzo è un altro grande scrittore, però Stefano ormai ha sbarcato con l'Inghilterra, è stata la svolta. Lorenzo Sani invece rimane bello qua con noi a schiattare. Stefano, siamo in chiusura, solo una battuta che non c'entra nulla. L'Italia comunque, là da te si fa sempre, ogni tanto la battuta del calcio la dobbiamo fare. Conte ha vinto. Sì, Conte ha vinto. Quindi l'italiano si fa vedere in qualche modo. Sì, diciamo, l'anno scorso parlavamo di Ranieri, quest'anno parliamo di Conte, vedi? Quindi diciamo che insomma, almeno da quel punto di vista i nostri allenatori stanno andando bene in Inghilterra. Ma del resto, cioè, abbiamo insegnato alle squadre inglesi come si fa a vincere, visto che loro comunque, a parte i loro campionati, poi non riescono mai a vincere quando sono fuori. Vediamo, adesso ci sarà la Champions League, vediamo Conte se riuscirà col Chelsea a portarla fino, visto che la Juventus non ci riesce. Ci fermiamo qui, grazie di averci seguito, grazie ancora a Stefano Tura, Matteo Vicino e Stefano Pucci. Buona serata a tutti e arrivederci dal Salotto al Caminetto.